Radio. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti amici, scusate il microfono, buonasera a tutti amici, bentrovati all'Avvocato risponde. Buonasera da Massimo Leonardi, sono qui con voi per una diretta, come sempre, del nostro programma che tratta specificatamente di questioni legali, ma non solo, anche di altro. E quindi vi invitiamo a partecipare, a chiamarci. Sono qua da solo oggi, quindi fatemi compagnia. Vi lascio come al solito il numero di telefono per intervenire in diretta, 0292 94 7222. Poi potete anche scriverci su WhatsApp, eventualmente anche per mail. Quindi sono qua oggi per affrontare, ho fatto una scaletta e vediamo anche di attaccarmi sui miei canali social nel frattempo, così potete seguirmi eventualmente anche su TikTok, dove sono in diretta, cerco di usare tutti i canali possibili per cercare di favorirvi nell'intervenire nella trasmissione, quindi mi raccomando, la palla tocca a voi adesso e fatevi sentire. In realtà oggi la puntata verte su una prima parte riguardante l'aspetto dei debiti, perché ho deciso di affrontare questo tema perché ultimamente, per un motivo o per un altro, stiamo assistendo insieme anche ai miei colleghi, tantissime persone che magari hanno problemi di debiti, agenzia delle entrate, agenzia di riscossione, creditori che si fanno avanti, società di recupero crediti, altro tema rilevantissimo che sta praticamente attaccando tutti, no, come funzionano le società di recupero crediti? Cerco di spiegarvelo in poche parole, in parole povere. Allora, di fatto, il creditore principale, che potrebbe essere in questo caso, mettiamo il comune, perché qualcuno può magari non pagare l'IMU, non pagare la tassa sui rifiuti, cosa fa? Diventa creditore nei vostri confronti e automaticamente prima di intraprendere un'azione giudiziaria atta a recuperare l'importo, si avvale di una società di recupero crediti, ovvero cede il credito a un terzo e dà il compito al terzo di recuperare questo credito. E quindi questo terzo dovrà agire per appunto recuperare quanto dovuto. Cosa succede in questo caso? A volte vi possono telefonare, vi mandano raccomandate di intimazione al pagamento, voi non vi ricordate, magari sono passati tanti anni, ricordiamoci che insomma la prescrizione di un credito è di 10 anni, quindi c'è tutto il tempo da parte degli enti di recuperarlo, tranne che per determinati tributi, ma in generale il lasso di tempo è molto ampio. E quindi che cosa fare quando vi arriva questa lettera di recupero crediti? Cioè, innanzitutto non andare nel panico, cioè, contate fino a 10 e non andate subito a pagare il debito, perché spesse volte quando vi arriva una lettera di questo tipo, può essere che ci siano degli errori. Quindi, andatela a portare magari a uno specialista, a un avvocato, un commercialista, dipende da che tipo di ambito si tratta, no, se è una richiesta di pagamento di un tributo, evidentemente un commercialista, un avvocato tributarista può aiutarvi. Intanto saluto in linea un po' di amici di TikTok e vi invito a farmi le domande anche da qua, che le leggerò in diretta, quindi sarete protagonisti anche voi sui social, vi citerò nella trasmissione, purché però non insultiate, lo dico sempre, perché gli insulti non li passo, anche se rispondo anche a commenti denigratori delle volte, quindi purché nei limiti del consentito. Se è il diritto di critica noi lo accettiamo. Se sono insulti gratuiti no, verrete bloccati. Quindi questo è quello che il regista mi dice di sì. Okay, m'ha fatto il pollice sì, quindi vuol dire la nostra Sveva mi ha quando dice sì lei vuol dire che allora, stavo dicendo, quindi cosa fare quando una società di recupero crediti vi scrive? Non andare nel panico, aspettare a pagare, portare da uno specialista, fare mente locale per cercare di capire se eventualmente avete pagato. Guardate che delle volte capita che vi possono mandare anche delle richieste di pagamento e avete pagato. Quindi controllare, okay, capita che può essere, scusate, che abbiate pagato e quindi bisognerà scrivere, sempre meglio non farlo voi, ma delegare qualcuno, perché adesso le comunicazioni "girano" tra virgolette, vengono trasmesse tutte a mezzo PEC e quindi evidentemente, le risposte date, rese su
email, i latini dicevano che sono tamquam non esset, è come se non fossero avvenute. Perché? Perché non c'è la prova della ricezione, non c'è la prova dell'invio. Insomma, vanno mandate per PEC, le diffide e tutto. Quindi incaricando un professionista, lui può mandare per conto vostro queste lettere di contestazione. Se invece il debito è dovuto, quindi se effettivamente dopo un'analisi che fate è dovuto il debito, cosa fare? Allora, la prima cosa da evitare, è scappare, cioè darsi la fuga, cioè, essere, praticamente reticenti, non rispondere, perché passate, completamente nel torto totale. Perché ricordatevi che comunque il debitore, anche se è in difficoltà, ha tutti gli strumenti per riuscire a rientrare in bonis e riuscire poi a pagare. Però darsi la fuga, cominciare a, vendere le cose, spossessarsi dei beni perché si ha paura che inizi l'azione giudiziaria, è un qualcosa che è negativo, perché poi il creditore può lo stesso fare un'analisi e capire che voi vi siete spossessati dei vostri beni, quindi diventerà ancora più "cattivo" tra virgolette nel recupero del credito. È meglio spontaneamente avanzare, per esempio, una richiesta di pagamento dilazionato, si potrebbe chiedere. Quindi con una risposta, fatto il debito di euro 10.000, magari con le sanzioni si può provare a eliminare le sanzioni, perché se a un creditore gli dici: "Guarda, io ti voglio pagare, però non ho tutti i soldi, ti evito un'azione legale, mi togli le sanzioni?" Si può trattare, magari alcune parte delle sanzioni possono essere tolte, un po' come il concetto della rottamazione, no, il fisco cosa dice: "Io non sono in grado di andare a recuperare tutti i soldi ai contribuenti, allora io propongo questa rottamazione dove incentivo il contribuente con un piano rateale a pagare, diciamo così, a rate, okay? Qual è il beneficio? Di togliere le sanzioni, di togliere gli interessi e quindi facendo così, praticamente potete rientrare in bonis e quindi, pagare e tornare a essere un creditore inattaccabile da questo punto di vista. Quindi vuol dire, avere il vostro CRIF, la vostra fedina, creditoria, pulita, okay, quindi questi è una prima indicazione. Poi, appunto, una volta fatta questa proposta, c'è una seconda opzione che potrete fare, quella di, fare un'azione che si chiama, la procedura del consumatore che si trova, in stato di insolvenza. Attraverso questa procedura potrete, chiedere prima uno specialista o un ordine di commercialisti, fatte alcune analisi, di proporre al giudice lo stralcio di alcuni debiti, perché per esempio voi non avete la capacità, di pagarli. Immaginate un pensionato, facciamo un esempio concreto, un pensionato che ha una pensione di 1.000 € al mese, magari si trova per diverse vicissitudini ad avere un'esposizione debitoria di 100.000 €. Come fa a pagare 100.000 € se ha una pensione di 1.000 €? Dovrà pur vivere. Quindi hanno introdotto questa procedura che fa sì che una persona che è incapiente, quindi non ha la capacità per pagare, può richiedere la cancellazione di alcuni debiti. Si chiama piano del consumatore, è efficacissimo, tanti avvocati lo fanno, io ne ho fatti, personalmente anche qualcuno per qualche mio assistito e abbiamo recuperato, molti soldi e la persona è stata liberata da una spada di Damocle, come dico io, perché avere un debito sulla propria testa è una spada di Damocle che ciascuno di noi ha. Ridò i numeri di telefono, mi raccomando, chiamatemi. La scorsa settimana ci han chiamato in 4, quindi mi raccomando scriveteci, chiamatemi, anche se, su altri argomenti, telefono 0292947222. Accendiamo un po' la trasmissione, aiutatemi tra virgolette, "a trovare qualche argomento". L'altra settimana, un paio di, telespettatori ci hanno, chiamato introducendo degli argomenti molto, molto interessanti. Quindi oggi è la giornata che potete dove potete pormi effettivamente tutte le domande che volete. Quindi torniamo ancora all'argomento, principe di oggi, cioè ovvero, appunto, i crediti, no, quindi, scusate, i debiti. Quindi cosa fare per queste indicazioni fondamentali già ve le ho date. Aspettare a pagare, a chiamare uno specialista, chiamare un avvocato, investite anche un po' di soldi, perché oggi è venuto da noi, una persona, perché c'era anche l'avvocato Collovati e, ci ha chiesto: "Ma, son soldi alla fine li butto". Io ho sgranato 2 occhi: "Ma non è soldi buttati". Insomma, chiamare quando andate da un medico, quando andate da un non è che son soldi buttati, cioè è un investimento che fate su di voi, non è che per forza se uno spende i soldi di un avvocato sono soldi buttati. Saranno soldi buttati se non trovate un professionista che vi assiste bene, ma
dubito che avvenga, cioè potete trovare una persona che vi capisce e vi aiuta nei momenti di difficoltà, quindi il costo del consulente è assolutamente un costo che secondo me può essere abbordabile per tutti, soprattutto perché ne va della vostra vita, ok? Quindi questo è un po' quello che mi viene da dirvi, no? Ecco, tornando invece a quello che può essere l'azione giudiziale, vediamo un attimo cosa succede se, l'ipotesi tanto mi scrivono c'è una mia spettatrice su TikTok che è anche una mia cliente, che la saluto in diretta, Maria Grazia, che a cui davvero sono molto affezionato, quindi la stiamo aiutando, senza entrare nei dettagli, però, quando poi assisti una persona e la difendi, almeno a me capita sempre di, avere poi questo rapporto, davvero particolare, perché poi diventi il suo, confidente, si confida, cioè voi dovete trovare una persona, un professionista di cui vi fidate. La fiducia è la prima cosa, se viene meno quella, non potete andare avanti. Sono io il primo che faccio un passo indietro. Se manca la fiducia tra un professionista e la cliente che tu assisti, cliente, non puoi fare bene il tuo lavoro. Quindi è fondamentale in generale, non solo per gli avvocati, ma per i professionisti, fidarvi di una persona e dovete porre in lei la vostra vita o comunque le vostre preoccupazioni, perché cioè capite, quando uno intraprende una causa, cioè, io dico sempre: bisogna essere pronti a tutto, non alla morte, però bisogna essere pronti a soffrire, bisogna essere pronti a tutto, non bisogna guardare in faccia a nessuno, soprattutto se si tratta di cause, magari di separazioni, magari societarie, magari, dove c'è una richiesta di risarcimento danni per mala sanità. Tutte queste cause sono cause dolorosissime da affrontare. Se uno non è forte, non potrà mai farcela. E se non si fida del professionista, dubito che anche il professionista possa rendere il massimo, perché la fiducia è una cosa che si conquista, cioè è come la fiducia col marito, del coniuge, cioè all'inizio ce l'hai, poi se vedi che quell'altro comincia a guardare i siti, comincia a guardare, evidentemente dopo non ce l'hai più. È la stessa cosa dell'avvocato, cioè inizialmente lo conosci, la conosci, sei un avvocato donna e ti fidi di lei, ti fai assistere. Quindi il consiglio che posso dare a tutti è, trovate sempre la persona di cui avete fiducia. Non per forza deve essere il più bravo, deve essere quello onesto, deve essere quello per bene, deve essere quello che voi ritenete che sia la persona giusta. Okay, dopo questa parentesi filosofica, psicologica, sociale, ritorno a parlare di quello che è l'aspetto del credito, cioè buonasera, è la prima volta che incontro la sua live. Peccato non esserci arrivato prima. Ecco, okay. E vabbè, guardi, è meglio tardi che mai, no, non è che mi offendo se adesso mi ha trovato, mi risegua ancora, mi chiami in diretta, mi faccia una domanda. Quindi sono qua apposta per voi, quindi, le domande sono, ben accette, anche se fate delle domande che non abbiate paura, non abbiate timore. Evitate di avere timore con me. Io sono uno che, rispondo a tutti. Okay, partecipa c'è un po' di persone che si attaccano. Allora, stavo dicendo, cosa fare se per caso automaticamente vi trovate una causa contro? Cioè, allora, se per caso non pagate, dovete aspettarvi che il creditore faccia un'azione nei vostri confronti, ovvero faccia un decreto ingiuntivo e qua sono i primi dolori, perché vi ritroverete un decreto ingiuntivo su capra e collo. E quindi cosa fare? Difendersi. Il decreto ingiuntivo può essere opposto, innanzitutto, prima di pagare si può fare un'opposizione al decreto ingiuntivo, ci devono essere dei requisiti ovviamente per fare opposizione. Uno può essere lo stato magari di difficoltà che uno ha, oppure magari si scopre che effettivamente il credito non è dovuto. Quindi con l'opposizione si può fare un primo blocco all'esecuzione del credito. Qualora non ci fosse l'esecuzione, intanto c'è una telefonata. Buonasera, con chi parlo? Avvocato, mi perdoni se le rubo qualche secondo. Ma prego. Sono Mimmo e chiamo da Napoli. Oh, tanto piacere Mimmo, mi dica. Piacere mio e buon lavoro a lei. Grazie. Volevo dirle, io ho lavorato dal 65 al 2003
Ti sento. e mi hanno detto che i miei ex colleghi che loro in pensione Sì. hanno fatto domanda all'INPS per la rivalutazione della pensione. Sì. La mia ricalcolo della pensione, Sì, trovo sì. il termine giusto. Ora, io però sono andato a un patronato, ha detto, guardi, se lei va lì, non è detto che le danno, può darsi pure che dice all'epoca ci siamo sbagliati e le rimuovono la pensione e le danno meno di quelle che adesso sta prendendo. Ok. Quindi C'è la sua questo domanda è cosa rischio. fare quindi in questi casi, giusto? Mi sta ponendo questa domanda. La mia domanda è, c'è il rischio che possono, dopo anni e anni e anni, dire a lei aspettava di meno? Le rispondo, Mimmo, ci segua ancora e ci chiami ancora, veramente. Sono contento che mi ha chiamato da Napoli, città che amo. A prestissimo. No, ma io vi seguo sempre questa E allora emittente. continui a seguirci, ci chiami ancora. Grazie ancora, le rispondo subito. Allora, Mimmo fa una domanda che cerco di riepilogare e la posta molto bene ed è più che legittima, ovvero dice, giustamente, Mimmo è una persona che ha lavorato giustamente e si è fatta un mazzo tanto e prende la pensione e ha timore che anziché ottenere di più facendo questa domanda di rivalutazione della pensione, cioè una domanda che consente a ciascuno di noi pensionato, a me no, non so a chi è pensionato di rivalutare, ovvero di ottenere di più, c'è il rischio che una volta fatta la domanda l'INPS vada ad analizzare alcuni conteggi e veda che anziché dargli un aumento glieli toglie, cioè capite la beffa, sarebbe clamoroso. Purtroppo il timore di Mimmo non è così infondato, perché ci sono dei casi, purtroppo, e dico purtroppo, dove l'INPS riesce anche a superarsi in peggio, ovvero riesce a togliere dei soldi a dei contribuenti, perché sono contribuenti pensionati, togliere dei soldi ai quali, a persone ai quali aveva già dato quattrini. Quindi non è escluso. Quello che però mi viene da dire, con tutto il rispetto per i patronati, non voglio crearmi inimicizie dove ho già tante inimicizie, vorrei escludere quelle dei patronati, però diciamo che i patronati lavorano molto sulla quantità, è meglio farsi assistere in questi casi magari da professionisti più specializzati che hanno meno clienti, no? Io quando parlo dei patronati faccio sempre l'esempio dei ristoranti. Se voi andate a mangiare in un ristorante dove ci sono 500 coperti, oppure scegliete uno dove ci sono 100 coperti, molto probabilmente mangerete meglio dove il ristorante offrono 100 coperti, perché la qualità sarà maggiore. Ecco, questa è la differenza tra un patronato e uno studio di consulenza, magari legale, previdenziale, come magari siamo noi. C'è un costo diverso, ma il servizio è diverso. Cosa fare Mimmo in questi casi? Il consiglio che le do molto francamente è farsi fare un'analisi contributiva da uno specialista. Se vorrà ci scrive, noi abbiamo all'interno un consulente del lavoro che fa specificatamente queste cose e si deve fare un ricalcolo prima di andare a fare la domanda, perché se lei fa la domanda, giustamente, senza avere in mano già la soluzione, rischia anche di correre appunto ancora il rischio che le venga tolto magari una somma di denaro. Quindi questo conteggio le consente di valutare se fare o no questa domanda di rivalutazione, evitando il rischio che le tolgano dei soldi, perché sarebbe una beffa che assolutamente non deve sussistere. Spero di essere stato chiaro. Comunque c'è la nostra mail e se vuole ci chiami, ci scriva e noi possiamo aiutarla. Tornando a noi, da Napoli, cioè, ci seguono da Napoli, cioè incredibile, bellissimo, Napoli, bellissimo. Allora, stavo dicendo cosa fare quando vi arriva un decreto ingiuntivo. Prima di quando vi arriva un decreto ingiuntivo non fate atti inconsulti, cioè ovvero non vi buttate dalla finestra, cioè non perdete la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Ci sono sempre le possibilità di farcela, ok? Tutto è possibile. Bisogna difendersi però, quindi anche in questo caso opporsi al decreto ingiuntivo, contestare il creditore se il credito non è dovuto e sperare di vincere questa opposizione al decreto ingiuntivo. Se vi opporrete al decreto ingiuntivo e vincerete, il decreto verrà cancellato e voi tornerete a essere puliti dal punto di vista debitorio. Ricordatevi sempre che anche in corso di causa c'è sempre la possibilità di fare una transazione. Buongiorno Valentino Busacca, buonasera ormai perché siamo già alle 5. Buonasera, vediamo se qualcuno mi ha fatto domande qua sui social. Scrivetemi anche qua che se volete vi rispondo. Sono in diretta sui canali di TikTok e poi vi rilascio il numero di telefono 0292 94 7222. Chiamatemi,
con argomenti giustamente che esulano anche dalla puntata di oggi. Qualsiasi argomento, purché attinente, all'ambito giuridico-economico, verrà evaso, cioè vi risponderò, okay, quindi potete scrivermi e farmi domande. Tornando a noi, diciamo così, quali possono essere, voglio andare più nello specifico, quali possono essere i costi legali, per aiutarvi in questi casi? Bah, allora innanzitutto dovete sapere che i professionisti hanno una tabella di riferimento, cioè qualsiasi causa, qualsiasi pratica che un consulente fa per voi, deve farvi un preventivo che sia in linea con le tabelle professionali, parametri professionali, forensi nel mio caso, okay, quindi in base al valore della pratica c'è un compenso. Quindi questo è un primo segnale per capire se il consulente è chiaro oppure no. Se un consulente è chiaro, vi farà il preventivo sulla base delle tabelle, dei parametri professionali. Quindi 0 sorprese, non ci devono essere sorprese. Il cliente deve pagare sulla base di un preventivo che deve essere fatto e accettato. Non devono esistere preventivi fatti su WhatsApp, su SMS, telefonate, no, nero su bianco, mail, quotazione, firma del mandato, procura. Questi sono i passi che dovete seguire e dovete fare richiedere che vengano seguiti da un professionista, in qualsiasi ambito: architetto, geometra, ingegnere, commercialista. Il medico vi dovrà dire a prestazione quanto costa. Quindi questi sono gli aspetti che vi suggerisco di verificare sempre per vedere se il professionista è serio oppure no. Intanto, oggi mi è arrivato un messaggio, particolare che mi ha particolarmente colpito e ve lo voglio leggere. L'altro giorno sono andato, lo voglio allora, io avevo una piccola disavventura, un operaio ha sbagliato a fare un bonifico e mi ha fatto non ho capito cosa ha fatto, un operaio ha sbagliato a fare un bonifico. Questo è un problema, se sbagli a fare il bonifico, in teoria la banca dovrebbe restituirti il bonifico. No, vi voglio raccontare un aneddoto che mi è capitato l'altro giorno, perché sono andato a Reggio Emilia a fare un'udienza, e ho fatto poi un video sul canale di TikTok che è andato virale, no, si dice così. Ha fatto, non so, 200.000, vediamo, controllo, ha fatto più di, 100, vediamo, 136.000 visualizzazioni. Perché ho fatto una cosa del perché io sono andato a Reggio Emilia e quando sono sceso dal treno, sono sceso dalla stazione ferroviaria, io solitamente mi piace camminare, vedere un po' la città. Ho preso paura, cioè c'era uno stato di degrado che sembrava di essere nel Bronx degli anni '40, cioè io non ho paura di niente. Però devo essere onesto che in questo caso un attimino di accortezza l'ho avuta, anche se ho preferito proseguire la mia passeggiata nella, bella Reggio Emilia. Ho proseguito nel viale e vi posso assicurare che ho incrociato degli sguardi inquietanti, cioè delle facce da balordi, di extracomunitari, ma il video che ho fatto, lo voglio ribadire, non voglio in alcun modo discriminare gli extracomunitari, perché grazie a Dio la maggior parte di questi si sono integrati e lavorano, quindi non ho detto che non permetto in alcun modo a nessuno di, diciamo così, interpretare male le parole. Sto dicendo extracomunitari con facce da disgraziati, che è diverso. Perché l'extracomunitario, grazie a Dio per la moltitudine, è arrivato nel nostro paese, si è integrato, si è rimboccato le maniche, ha lavorato. Quindi questi possono venire quante volte vogliono, anzi le loro famiglie, i loro parenti, fratelli, cugini. Il problema sono quelli che vengono qua a, incutere terrore, perché se lì ci fosse stata una ragazza, anziché il sottoscritto, probabilmente l'avrebbero borseggiata, perché, questo è il tema vero. Allora io pongo questo quesito: ma com'è possibile che un'autorità pubblica che ha la competenza sulla sicurezza locale, perché la sicurezza locale dovete sapere, cari amici, che non è competenza del governo, non è competenza dello Stato, ma è competenza del sindaco. Il sindaco ha la competenza della sicurezza locale. E come la esercita il sindaco la competenza della sicurezza locale? La esercita con la polizia locale. E quindi è inaccettabile, e chiudo, che un cittadino debba scendere, un avvocato, un netturbino, qualsiasi tipo di persona normale,
per bene che c'è in Italia non possa avere il diritto di girare liberamente nel nostro paese. Lo trovo inaccettabile. Detto questo, torniamo agli argomenti giuridici. Oltre il danno, la beffa. Ok, forse più volte vi Reggio Emilia. Saranno tutti i commenti su TikTok dopo questa. Io ho scritto anch'io su Reggio Emilia. Ora, non me ne vogliono gli abitanti di Reggio Emilia, ma penso che siano altre città così, non solo quella. Il problema è che sono città insicure, quindi la certezza della pena, come dico io, è una delle cose che è importante per far sì che i malviventi non vengano nel nostro paese. Perché se non c'è la certezza della pena, non c'è la certezza che se qualcuno compie un delitto, sconta fino all'ultimo giorno la propria colpa, è un problema. Ti ascolto in 3, vai in palestra che è meglio, mi scrive questo amico. In palestra vado già e faccio tanto sport anche, quindi non amo molto le palestre, amo molto gli sport outdoor. Allora, ho appena ricevuto l'istintivo del dottore. Vabbè, torniamo agli argomenti giuridici. Allora, stavo dicendo del decreto ingiuntivo, poi stavo dicendo della causa che può incardinarsi e quindi cosa fare? Innanzitutto farsi fare, come ho detto, un preventivo molto chiaro, no, dal consulente, perché vi dovrà difendere e voi dovete spendere un po' di quattrini, quindi assicurarsi di quanto è la spesa, eventualmente valutando se vale la pena appunto di pagare oppure no. Quindi opporsi e se non vale la pena, appunto, se ci sono i requisiti ci si può opporre. Torniamo invece ecco, nella seconda parte della trasmissione, poi dopo faremo una pausa tra poco, vorrei appunto parlare invece, spostarmi nell'ambito societario economico. Perché? Perché mi piacerebbe affrontare con voi il tema dell'apertura delle società. Se qualcuno volesse poi decidere di intraprendere un'attività imprenditoriale, se qualcuno ha problemi legati all'INPS con la propria società, se qualcuno non sa se fare una partita IVA oppure una società di capitali, se qualcuno vuole chiudere la propria società, come deve fare, per chiudere la partita IVA, tutti fare questi piccoli adempimenti. Ecco, tanto la domanda di prima di questo Valentino che è interessante. Allora, aveva sbagliato a fare il bonifico, ha detto, e quindi è stato accertato che il direttore della posta abbia constatato il danno e le poste non rispondono. È un problema perché lui dice ha fatto un bonifico errato e le poste non le ridanno indietro i quattrini. Fra poco le rispondo, adesso mi dicono che c'è la pausa. 1 minuto circa e torniamo. State lì. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Eccoci, siamo tornati in diretta ancora, piccola pausa, io mi sono tolto la giacca e intanto la nostra cara Sveva mi raccontava della sua vicissitudine, anche lei a Reggio Emilia, quindi non sono l'unico, evidentemente. Allora, Valentino, allucinante, guardi che non mi è mai successo niente di simile. Ecco, torniamo indietro, scusate, innanzitutto qualcuno mi dice, avvocato sta facendo una diretta alla radio? Sì, sono in diretta su Radio Libertà, emittente nazionale, dove ci potete seguire sia in diretta audio che video, sui canali di Radio Libertà oppure sulle frequenze FM della radio.
stavo dicendo, c'è una persona che purtroppo ha sbagliato a fare un bonifico e le poste italiane non le vogliono ammettere, cioè hanno ammesso ma non vogliono restituirgli indietro i denari, bisogna anche in questo caso probabilmente vedere di appoggiarsi a un legale, a un avvocato, perché insomma sono cose delicate. Ben trovato, egregio avvocato. Eccola, Rossana, grazie. Buona serata, buonasera a lei, Rossana, scusa. Rossana è in diretta su Radio Libertà e un grande saluto a tutti i miei amici che mi seguono sempre e sono molto felice di questo perché ricevo tanti complimenti, più complimenti che insulti, diciamo, già questo è positivo. E quindi allora, oppure in diretta live su TikTok, esatto, oppure in diretta live su TikTok. Quindi torniamo alla bomba sulla seconda parte della puntata. Nella prima parte abbiamo parlato di quello che è il recupero crediti, quelle che sono le azioni illegali da intraprendere qualora qualcuno di voi purtroppo abbia un'esposizione debitoria oppure sia un creditore e voglia recuperare il credito. Nella seconda parte ci spostiamo abbastanza drasticamente in ambito societario, previdenziale. Intanto, scusate, mi fermo, do i numeri di telefono ancora 02 92 94 7222, voglio minimo 3 telefonate nella seconda parte. Voglio sfondare il record delle 5 telefonate totali, quindi più o meno una ogni 10 minuti. Quindi chiamatemi, se no io dopo divento particolarmente nervoso. Già oggi sono un po' nervoso. Quindi se non mi dovete rovinare la serata, chiamatemi. E quindi sono già passati 20 giorni e tutto tace, mi dice la persona. Quindi vi volevo dire, allora, qualcuno di voi vuole intraprendere un'attività imprenditoriale, non sa come fare, cosa fare, a chi rivolgersi, se aprire una partita IVA o una società. Allora, state calmi, vi aiuto io. Allora, innanzitutto dovete, prima cosa, trovare un consulente che possa fare il caso vostro, ok? Prima cosa. Seconda cosa, avere bene chiare le idee, perché a volte viene da me qualcuno e magari io faccio un po' di domande e capisco che all'interno del suo cervello non ha ben chiare le idee, magari non sa bene cosa fare, se aprire una società, se aprire una partita IVA, una ditta individuale. Allora è importante, prima cosa, avere un budget a disposizione, perché se non avete un budget e non sapete quanto volete spendere, difficilmente un consulente vi può aiutare, no? Dovete essere in grado di fare già prima di partire con la vostra attività una sorta di resoconto, di business plan, chiamatelo come volete, di costi che potete sostenere, ok? Perché facendo così il piano strategico sarà ben tracciato. Ok, se evidentemente non avete capacità finanziaria e non potete andare subito a aprire un SRL perché rischiate poi di scottarvi, no? A meno che abbiate già delle analisi fatte, no? Per esempio, recentemente ho assistito dei ragazzi argentini che hanno aperto un ristorante a Milano, no? E quindi nella fase di costruzione del SRL avevo percepito che erano dei ragazzi molto intraprendenti e che avevano una buona capacità contributiva. E quindi cosa è successo? È successo che io gli ho consigliato di fare un SRL chiaramente, perché con un ristorante, avere una ditta individuale con un ristorante è molto rischioso, anche per questioni legate a eventuali responsabilità. Magari qualcuno si fa male all'interno del ristorante. Se avete una ditta individuale risponderete voi in solido, se avete una società risponderà la società. Quindi, però anche lì è chiaro che c'è bisogno di un budget a disposizione. Uno che vuole aprire un ristorante, io dico sempre, un minimo di 60-70 mila euro da investire devi averne, è minimo, perché tra attrezzatura, se il ristorante non è attrezzato, rilevi un ristorante che c'è già, quindi rilevare un ristorante minimo a Milano sono 40-50 mila euro solo di avviamento, poi ci metti un po' di costi legali, burocrazia, insomma quella cifra, no? C'è il notaio per la costruzione dell'SRL. Quanto costa un notaio per costituire una società? Circa 2000 euro l'atto di costituzione. Poi c'è l'avvocato, il consulente, cosa costa? Dipende, 1000, 2000, 3000, dipende che tipo di attività ci sono da fare. Se è un'attività di consulenza, una perizia, anche di più. Dipende che tipo di operazione fate. In questo caso la persona che aveva assistito aveva comprato un ristorante e aveva comprato l'avviamento di un altro ristorante e quindi abbiamo dovuto fare un contratto di cessione d'azienda un po' diverso. Quindi oltre alla costituzione c'è
puoi comunque iniziare, ma SRLS, Felix, la sconsiglio clamorosamente, perché come si fa a iniziare con un SRLS se il capitale sociale è di €1? Uno che viene da me e dice voglio aprire un SRLS, gli dico guarda, probabilmente non sono la persona giusta per te per aiutarti, perché chi è che paga il notaio se la società ha €1 di capitale? Cioè, incredibile, no? Quindi, cioè, è una scelta che io sconsiglio vivamente l'SRLS, anzi io tendo proprio a dissuadere la gente a farli, perché se non hai, come ho detto, la capacità di spendere. Ecco, qua mi arriva un'altra domanda, Rosanna, che è una mia estimatrice e tutte le volte mi chiede: se lei si candida sindaco a Milano, le attività riaprono e diventa di nuovo fiorente. Ma grazie Rosanna, mi fa sempre questi complimenti. Io non mi candiderei sindaco di Milano neanche per non so se tutto l'oro del mondo, però io penso che durerei qualche giorno, perché mi taglierebbero la testa dopo 2 giorni. Immaginate voi se io dovessi andare in un consiglio comunale a parlare con della gente che ha mai fatto niente nella sua vita, cioè uno deve essere risolutivo. In Italia purtroppo abbiamo questa burocrazia che ci devasta e quindi, con il mio fare abbastanza perentorio avrei molte difficoltà, perché mi metterebbero il bastone fra le ruote dopo 1 minuto e mezzo. Però se Dio vorrà, come dico io, allora e comunque grazie. Io ho una SRS con un ecco, beh sì, però che senso ha, Felix, un capitale di 9.000 €? Allora facevo un SRL normale. L'SRL ha lo statuto innanzitutto che è bloccato e già qua abbiamo una difficoltà, questo è interessante però questa domanda, la differenza tra SRLS, l'amico mi dice: "Un SRLS con capitale 9.000 €". Ma allora io dico: "Ma dovevi fare l'SRL", perché lo statuto dell'SRLS non è modificabile. La persona non potrà fare entrare un socio, non potrà mettere, per esempio la clausola di recesso del socio scritta in una determinata maniera. È uno statuto che è blindato, non è modificabile e quindi la SRLS, a mio modo di vedere, è stato un flop da questo punto di vista, perché, l'amico ha 9.000 € e va bene, ma il 90% di persone che apre l'SRLS le apre con un capitale sociale di €1, le indebita e poi le chiude e cominciano le truffe. Questo è stato fatto in Italia molto chiaramente. Ovviamente non è il caso dell'amico. L'amico è una persona seria, però vi posso assicurare, per mia esperienza professionale, perché vi posso assicurare che ho fatto decine di cause SRL, responsabilità del socio, responsabilità penali, truffa aggravata, bancarotta fraudolenta e spesso dietro c'erano queste scatole vuote che imbottivano di debiti, gli amministratori, teste di legno, quindi neanche loro, messi da altri e poi le chiudevano e andavano alle Maldive. Non funziona così, signori, bisogna essere seri, okay, quindi non è possibile fa 'ste operazioni. Esatto. I patti parasociali non ci sono, c'è una contrazione dello statuto che purtroppo non va bene, quindi io li sconsiglio per questo motivo, però credo che si può fare una trasformazione se lei volesse. Trasforma l'SRLS in SRL, così ha lo statuto che è flessibile, può fare tutte le modifiche che vuole. Questi sono aspetti importantissimi, per quello che dico, prima di partire con la costituzione di una SRL, fatevi aiutare, andate da un consulente che ovviamente costa il consulente, però dovete investire, ne va della vostra vita, ne va del vostro lavoro. 02 92 94 7222. Voglio una telefonata. La voglio entro 5 minuti. Entro 5 minuti a partire da adesso, quindi 17:41 a 17:46 deve arrivare una telefonata. Non vi dico le conseguenze che ci saranno, a parte le battute. Allora, stavo dicendo, quindi farvi assistere da, un consulente è fondamentale per pianificare le vostre attività. Quindi, la vostra vita è importante, la vostra vita professionale ancor di più, perché il lavoro credo che sia uno degli aspetti fondamentali. Anche la vita affettiva lo è, ma il lavoro è fondamentale, quindi investire bene i vostri danari è un qualcosa che vi renderà felice e quindi investendoli con accuratezza, sapendo bene dove vanno a finire, credo che sia la scelta, più giusta da fare. Quindi stavo dicendo, importante come costi, vediamo un po' sui costi che può essere interessante. Notaio circa 2.000 €, avvocato commercialista circa 2.000, anche 1.500, dipende che tipo di operazioni ci sono e l'aspetto, burocratico l'avete chiuso. Poi
c'è la rilevazione di un locale, se c'è un locale, se invece aprite un'attività autonomamente non avrete neanche quel costo. Quindi di 10.000 euro di capitale sociale, 3-4.000 euro se ne vanno subito per i costi per i consulenti e vi rimangono 6.000 euro. Con questi 6.000 euro cominciate la vostra attività, probabilmente non vi sì, hai ragione, io sono seguito da un avvocato giuslavorista, debutarista, ho investito tutto, perfetto Felix, continua così, sono contento, ti auguro di proseguire, di proseguire con la tua attività, con la tua azienda, che credo che sia Florida, la tua società, e andrà benissimo. Quindi mi sembra che sei giustamente avviato e hai fatto bene a avvalerti di un consulente, perché spesse volte magari anche la gente viene da me e magari il danno è già fatto, quindi bisogna cercare di evitare che il danno si quindi andando da un consulente, tra virgolette, riuscirete a evitare appunto appunto questo rischio, no? Va bene, quindi questo l'abbiamo detto. Vediamo se qualcuno mi chiama ancora o se io parto con la seconda parte della seconda parte, ovvero una volta costituita la società, i passaggi da seguire dopo. L'aspetto previdenziale, il primo. Come fare con i contributi INPS? L'annoso problema. Ricordate che se siete socio e amministratore di una società di capitali, se non avete dipendenti, molto probabilmente l'INPS arriverà a bussare alla vostra porta chiedendo i contributi della gestione commercianti. Anche questo è un aspetto fondamentale che nessuno sa. Spesso vengono aperte SRL senza pianificare questo aspetto che è fondamentale, la contribuzione INPS. Cosa pagare? Cosa cercare di non pagare? Sono aspetti fondamentali. Ricordiamoci che la contribuzione INPS ha circa il 24%, 26%, quindi facciamo un po' di conti insieme. Il 24% è l'aliquota IRES, il 3,9% è l'aliquota IRAP e sono 27,9%, più la contribuzione INCMI 30%, no 27, cioè 27,9 non è 30, 27,9, la contribuzione INPS è 26% circa, fai presto ad arrivare al 50% di tasse. Ci metti dentro le tasse indirette, ovvero la tassa di vidimazione libri, Camera di Commercio, tutte quelle robe all'italiana e vai a fare una tassazione del 60% circa, che è inaccettabile dal mio punto di vista. Se in più appunto hai anche l'INPS arrivi a questo importo. Se evitando l'INPS puoi scendere di 20 punti e quindi per 5 anni un commercialista incapace mi ha messo nei guai. Rossana, lo so, posso immaginare, purtroppo non accade. Attenzione che forse si sta verificando la mia, il mio requisito. Stavo dicendo, lo so, Rossana, può capitare, io non mi piace parlare male dei colleghi, però ecco, è importante saper individuare un messaggio che voglio dare a tutti, è importante saper individuare bene il consulente che andate ad affrontare, dovete avere fiducia in lui, torno al discorso di prima. Di solito un consulente, e io avevo detto, ma di cosa stiamo parlando? Io sono peggio di un controllore. Ecco, prego, con chi parlo? Sono Amadei di Brescia. Grazie, signor Amadei. Io avevo chiesto una telefonata nel giro di 5 minuti e lei ha esaudito il mio desiderio. Grazie. Ci mancherebbe, perché ho un problema cronico, ho già telefonato io alla radio e ho già sentito almeno 3 o 4 trasmissioni che riguardano quell'argomento lì. Sì. Sto parlando dell'amministratore di sostegno. Ok, questo però non l'abbiamo trattato oggi, ma mi dica pure la domanda. Lo so, oggi non ne avete parlato, ne avete parlato non solo nell'Avvocato Risponde, ma anche a altre trasmissioni. Certo, assolutamente. Mi dica. Io più o meno non so più come fare, perché adesso ho una bravissima ragazza che mi fa l'amministratore di sostegno. Sì. Io sono militante della Lega dal 90 circa. Sì. E questa ragazza è avvocata, ha uno studio, è militante, anche lei è bravissima, mi dà una mano. Ma che tipo di invalidità lei? Che tipo di invalidità? Sono restato orfano e ho ereditato dei soldi. L'ultimo a sapere che ereditavo dei soldi ero proprio io. Accidenti. Ne sapevano qualcosa un mio cugino comunista che si è dato da fare con un assistente sociale quando ho capito che non stavo bene. E quindi adesso ha questo avvocato che le fa da amministratore di sostegno.
Sì, ce l'ho, è bravissima lei, ma prima erano tutti del PD, gli hanno chiuso in sandwich, gli hanno fregato 650 euro. Ma questo avvocato invece è dalla nostra parte oppure anche lei schierata? No, non penso. No, è bravissima, è perfetto. onestissima, è della Lega. E allora cosa le posso dire? Tanti auguri e Perché io vorrei disporre dei miei soldi. Lei la terrei come amica quando ho bisogno, vado da lei. Però per esempio se voglio andare all'estero come faccio? Beh, allora le posso dare un'indicazione. Aveva altre domande? O è questo? No, vorrei disporre dei miei soldi. E allora adesso anche diciamo liberarmi, specialmente liberarmi dai giudici, perché ho chiesto anche a lei. Certo, allora adesso le rispondo subito. Ci segua ancora e mi chiami ancora. Un abbraccio forte, ok? Grazie. A lei. Allora, giustamente il signore, molto simpatico, avevo chiesto la telefonata e ha esaudito, è arrivata in 6 minuti, vedete, fosse sempre così la vita. No, tornando a noi, il quesito che fa è interessante, ha un amministratore di sostegno che è un avvocato che lo aiuta ad amministrare il patrimonio suo, però lui giustamente dice: voglio comunque entrare in possesso dei miei denari, non voglio tutte le volte chiedere all'amministratore di sostegno. E allora bisogna rifare un'istanza al tribunale affinché venga liberato eventualmente dall'amministratore di sostegno e magari tenga la collega che mi ha detto che è pure brava come consulente, quindi lei la potrà tenere come consulente personale e ovviamente levarle l'onere di essere il suo rappresentante. Così facendo lei può disporre liberamente di tutto ciò che vuole. È una procedura che si fa ecco, intanto mi arriva una domanda, ecco, stavo dicendo, è una procedura che si fa da un tribunale, se vorrà ci contatta. Tornando a noi, 60% non è accettabile. Se pensi che spese di pubblicità, promozione prodotti, Carlo, ha ragione Carlo, mi dice sul discorso della tassazione, ma lo dice a me Carlo, e io sono disgustato da questa cosa qua, perché questa pressione fiscale al 60% è troppo elevata, cioè non va bene anche perché la gente la dissuade ad investire. Come fai uno a dire guadagni 100, ti tolgo 60? E poi dico, tolgono 60 e poi non abbiamo neanche il diritto di andare nelle nostre città e viaggiarle, scusate, e viverla in modo sicuro. Insomma, ci sono un sacco di cose che devono essere messe a posto. La pressione fiscale è un tema che è uno dei miei temi forti, chi mi segue lo sa, dove io incalzo sempre anche chi è al governo affinché abbassi le tasse, abbassi la pressione fiscale. Solamente così l'economia può essere rilanciata. Allora, parte la secondo countdown, dopo ho detto 6 minuti a seconda telefonata, mancano 10 minuti, voglio in questi 10 minuti almeno 2 telefonate, cioè una ogni 5 minuti, quindi 0292 94 7222, voglio 2 telefonate. Fatemi domande, sono qua per voi, qualsiasi tipo di risposta verrà resa, ovviamente nei limiti del consentito, non si accettano insulti, non si accettano solamente esposizioni, domande libere, perché noi siamo una radio libera. Detto ciò, cosa fare? Quindi SRL, abbiamo parlato di SRL, cosa fare nel caso vogliate chiudere l'SRL? Perché è un'altra di quelle domande che ultimamente mi sta capitando tanto, ovvero un imprenditore che magari a 10-15 anni sta litigando con il socio, si è rotto le scatole, vuole andare in Albania a fare l'imprenditore perché qua paga troppe tasse, vuole chiudere la SRL. Cosa fare? Innanzitutto metterla in liquidazione. Dopo che l'hai messa in liquidazione, con una procedura apposta, si può cancellare dal registro delle imprese. Non lasciate aperte delle società che sono scatole vuote, perché in ogni caso vi trovereste a dover pagare le tasse fisse, che sono la Camera di Commercio, tassa di vidimazione libri, quindi cancellatela. Se non esercitate più la vostra attività imprenditoriale, cancellate la società, andate da un consulente che ve la cancella dal registro delle imprese, così sarete puliti, non avrete più da dare dei soldi allo Stato con tasse e chi più ne ha più ne metta. La procedura di liquidazione è una procedura abbastanza lineare che non costa tantissimo, si può evitare anche di andare dal notaio con particolari stratagemmi ovviamente legali, per evitare di sostenere il costo del notaio, si può chiudere anche con una pratica diretta alla Camera di Commercio. Noi ne abbiamo fatte parecchie di pratiche così. Quindi questo è un'altra di quelle domande che mi capita e ho assistito tante persone che hanno deciso di cancellare l'SRL, quindi perché come ho detto evidentemente qualcuno si rende conto che appunto i costi sono troppo elevati e quindi magari decide di non andare avanti a proseguire l'azione
imprenditoriale. Ridò il numero di telefono 02 92 94 6222. Potete anche scriverci in diretta su WhatsApp, anche su WhatsApp, sui canali social. Sono in diretta su TikTok, tanto sto controllando un attimo un po' di messaggi che mi sono arrivati per non perdere niente. E intanto mi dicono ancora di Reggio Emilia. Sono di Reggio Emilia e confermo tutto. La stazione centrale è un posto pericoloso, soprattutto la sera, mi ha scritto l'amico. Un altro, sono reggiano e ti garantisco che Reggio non è più una Reggio di una volta, troppa delinquenza, e sono due. I nostri, questo non la leggo. Allora, come caro avvocato non vale la pena, questo siamo in diretta, lo sa che non è solo, ok, ecco, già, adesso mi hanno scritto già 2 persone con Reggio Emilia, quindi non è una ecco, ti do ragione. Un altro adesso, ti do ragione, grazie avvocato, concordo su tutto quello che dice, ecco, perfetto, grazie. Quindi stavo dicendo, non è un mio capriccio, ecco, il lamentarmi delle città insicure. Di fatto anche Milano non la è, giusto per par condicio. Non è che Milano sia, cioè non è che quando scendi a Milano alla stazione centrale è come andare non so, alla Tour Eiffel, allo Champs-Élysées, cioè è uguale. Stazione centrale, 11 di sera ti devi mettere il casco, devi metterti il paradenti e devi mettere via il Rolex o il Cartier o anche lo Swatch. Secondo me ti rubano anche lo Swatch. Quindi magari se vai in Viale Padova è meglio che ti togli anche la giacca, così ti eviti che ti scippino, perché Milano non è tanto più sicura, quindi non è che voglio togliere qualcosa a qualcuno. Purtroppo le città sono insicure, questo è un tema rilevante. Detto questo, cosa possiamo trattare negli ultimi 5 minuti? Sicuramente si può trattare ancora il tema della tassazione, cioè il tema della parte previdenziale, perché la parte previdenziale vi posso assicurare che è uno degli aspetti che spesse volte viene più sottovalutato. Le tasse sono difficili da abbassare perché il totale è 100, quello che toglie da una parte. Sì, no, è vero, questo sicuramente, non sto dicendo che, però ragazzi, i principi economici hanno una ricetta abbastanza semplice, cioè quando una regola di macroeconomia, che è l'esame che si fa il primo anno di economia e commercio, quando aumentano i consumi quando aumenta il reddito di ciascuno di noi. Quando aumenta il reddito, quando diminuisce la pressione fiscale. Questi principi sono principi che non è che ho inventato io, li hanno inventati gli economisti e quindi sono testati. Abbassando le tasse aumentano i consumi e quindi lo Stato incamera il gettito IVA, perché se aumentano i consumi aumenta l'IVA e quindi lo Stato rientrerebbe del mancato incasso delle tasse attraverso cosa? Attraverso il gettito delle imposte indirette. Questo è un principio che è incontrovertibile, non lo dico io, lo dicono tutti gli economisti. Tutti i paesi in cui sono state abbassate le tasse hanno avuto un incremento dei consumi susseguenti. Una telefonata, vai, pronto, con chi ho il piacere di parlare? Pronto? Sono io? Sì, prego, è in diretta. Sì, buonasera, mi chiamo Daniele, telefono dalla provincia di Varese, dal Latte Ceppino. Bene Daniele, prego, a lei. Sì, faccio l'agente di commercio, no? Da quasi 30 anni praticamente. E devo dire, va bene, il lavoro va bene, tutto quanto. Sì. Ho aderito, mi dice il commercialista, di aderire al concordato perché ho, diciamo, col 2024-25 il fatturato è un po' in aumento, no? E quindi mi dice ti conviene perché così se fai un aumento di fatturato col concordato, anche se fai più fatturato paghi lo stesso che hai concordato nel 24, giusto? Giusto, corretto. Corretto. Ecco, l'altro giorno invece mi chiama e mi dice no, perché se devo mandare una carta che dovresti firmare, ma cosa devo firmare? E no, dice perché dal 2018 al 2022 sì. Agente di commercio, sapete benissimo che il nero, io non so se qualche mio collega fa del lavoro in più, io in particolare non lo faccio, cioè ho tutto fatturato. Sì. Dopodiché sono all'associazione commercianti di Varese da 30 anni, viene fatto una cosa di legge, vengono fatti gli ISA, sì. dove ho in questo quinquennio 18-22 10 punti e un anno 8, 7,9. Sì, quindi il massimo di punteggio ISA, perché, quindi esatto. No, dice devi firmarmi perché comunque tu avresti, secondo loro, sì. 5.800 euro da versare, io devo dirtelo
non aderire. Abbiamo Daniele 2 minuti, le devo rispondere adesso, se ha altro, se no le rispondo brevemente. Mi viene in mente che né destra né sinistra non andrò più a votare perché hanno rotto i cosiddetti fatti. La capisco. Siete tutti uguali. Le rispondo tra poco. Allora, 2 minuti. Allora, giustamente il cittadino è schifato dalla politica e come posso biasimarlo? Sicuramente, però tra le due correnti mi viene da dire la pressione fiscale l'ha sempre aumentata l'altra corrente, non di certo la destra. Detto questo, cosa fare? Il concordato preventivo biennale, se aveva i requisiti fiscali per aumentarle, aveva la contribuzione, il reddito più alto, ha fatto bene ad aderire. Io personalmente sui miei clienti sono sempre stato restio, perché è difficile prevedere con esattezza quello che si guadagnerà fra un anno o due. Quindi piuttosto che già pattuire con lo Stato una tassa fissa su quello che guadagnerò, forse può esserci qualsiasi imprevisto, ho cercato sempre di valutarlo molto bene, ma il suo consulente, se gli ha detto di farlo, probabilmente c'erano i requisiti. Ma il concordato preventivo biennale, ahimè, è stato un flop, si può dirlo, sì, perché purtroppo ha aderito pochissimi cittadini, pochissime persone, proprio per queste grosse difficoltà del procedimento, molto complesso e molto aleatorio. Io spero di averle risposto, nel caso ci richiamerà la prossima volta. Grazie per avermi seguito, grazie a Sveva, grazie a tutti che avete telefonato e qualsiasi cosa potete scrivermi. Buona serata e buon proseguimento. Ciao! Avete ascoltato L'Avvocato risponde.